dei 100 farfalla junior femmine. Ruoteranno in corsia numero 1 Camilla Panayotti Idros, in corsia 2 la campionessa italiana giovanile dei 400 misti. Ha partecipato al Festival Olimpico della Gioventù Europea con la nazionale giovanile Katia Cagnato, Veneto Banca Montebelluna. In corsia numero 3 Lucia Rovere, Gemona Nuoto Atlantis. Corsia 4 in lane 4 Shiraz Giladi, Israele. In corsia 5 in lane 5 Diana Naglic, Slovenia, Kutinar Ravne Korosken. In corsia 6 lane 6 Gaia Kristan, Slovenia. Corsia 7 per la Rarinante Smarostica Anna Kuman. E in corsia 8 Altea Burlina Leosport. Shiraz Giladi, blu israeliana in quarta corsia, ha ottenuto il miglior tempo di qualificazione questa mattina. Intanto veloce Lucia Rovere del Gemona Atlantis, la friulana classe 99 al passaggio dei primi 25 metri, con l'israelana Giladi che rientra dalla quarta corsia e va al passaggio. Giladi 30,39, Rovere 30,57, Naglic 31,07. Lucia Rovere che prova ad inserirsi fra le due slovene nella classifica e nel podio di questi 100 farfalla junior. Il primato del meeting di Elena Gemo, 1:02,96, nuotato nell'edizione, pensate, del 2003, primato che rimane alla Gemo. Andiamo a vedere il tempo della vittoria per Shiraz Giladi, 1:04,01, first place 1:04.01, Diana Naglic seconda in 1:04,70 for Naglic, second place 1:04.